Cosa significa Slow Tour se non scoprire i tesori gastronomici, storici, architettonici della nostra terra? Io stavolta sono in Romagna. Questo edificio praticamente rappresenta quelle che erano le mura esterne della città di Brisighella. A pian terreno c'erano le rimesse per i carretti, sotto le cantine, ma sopra, in quelle mezze lune, quella specie di portico, quella è la via degli Asini, si sale di qua. Il nostro Slow Tour in Romagna stavolta parte appunto da Brisighella, una cittadina vicina a Faenza, tra il fiume Lamone e l'Appennino. Il nome deriva forse dal latino brassica, che vuol dire cavolo, oppure dal romagnolo brisca, che vuol dire alveare, o forse da briciola, cioè il posto di piccoli appezzamenti coltivati. Fatto sta che Brisighella è un posto vocato da sempre all'agricoltura e non a caso la cosa più famosa che ha è la Via degli Asini. Guarda qui una sezione della Via degli Asini, un posto particolarissimo. Allora, questo è il livello stradale. Beh, innanzitutto queste erano praticamente le mura esterne della cittadina. Qui c'è la montagna. Il livello stradale dove ci sono naturalmente rimesse per i carretti, botteghe, sotto le cantine. Al primo piano la Via degli Asini, che è una vera e propria strada coperta dove c'erano le stalle per gli asini e sopra le abitazioni. L'hanno costruita attorno al 1300, ma è alla fine del 400 che c'è stata qua una battaglia famosa. I Brisighelli, che erano soldati di Ventura, hanno impedito qui al duca di Montefeltro di conquistare Brisighella. È bellissimo. Qui appunto passavano con gli asini. Queste erano le stalle. Ed era praticamente un camminamento, una strada vera e propria, coperta e protetta. Guarda, da qui si vedono due dei tre colli di Brisighella. Uno è il santuario, ma l'altro è la torre d'avvistamento, rimaneggiata nell'Ottocento, e poi il maschio che era un'antica fortezza medievale rifatta poi nel Rinascimento. Eccolo qua, è questo il famoso gesso, la vena dei gessi. La montagna qua è fatta di gesso, il gesso accumula in pratica il calore e poi lo cede pian piano. Ecco perché il microclima qui della valle è particolare, 3 gradi di media in più rispetto alle zone circostanti. Beh, il clima dalle tue parti è molto tranquillo, però io agli asini preferisco i cavalli e il mio slow tour lo vado a fare più lontano, all'origine dei percorsi slow di un popolo molto antico che ha mischiato la sua cultura e il suo DNA con il nostro. Stiamo aspettando per imbarcarci per Ulaanbaatar, Mongolia. Quando sono partita per la Mongolia avevo tante domande e la sensazione che andavo a scoprire qualche cosa che ha a che fare con la nostra origine. Ok, siamo pronti, forse arriviamo in Mongolia. In aereo c'è un altro personaggio alla ricerca delle proprie origini. Aykan, un mio amico turco. Mongolia, adesso Mongolia. Prima non c'era. Prima era? Asia centrale è stato tanti imperi. Uno di questi qua era mongolo. Prima di mongoli, quelle zone lì abitavano uiguri. Turchi e uiguri. Turchi. Tu vieni a scoprire le tue origini? Sì, probabilmente sì. Ma mi rendo conto dove sono. Guarda, già dà un'idea, eh? Mongolia! In mezzo all'Asia. A Ulaanbaatar piove, ma ci sono già per strada i manifesti del Nadam, con le gare a cavallo. Effettivamente il mongolo nasce a cavallo. Infatti nel traffico si comporta come se fosse in sella. La gente se potesse ti scavalcherebbe anche con l'automobile.
guidano come se guidassero un cavallo. Aurelio, che ci accompagna, viene da anni in Mongolia e si può dire un grande appassionato della storia mongola e del grande Gengis Khan. Il grande Genghis Khan. Guarda, adesso ti faccio vedere il carro Ger, che era il carro che usavano quando conquistavano l'Asia e l'Europa e si portavano dietro la casa su ruote. L'antenato della roulotte, direi. Esatto, stupendo! Gengis Khan diventa l'imperatore di un territorio enorme. È il più grande impero che la storia abbia conosciuto. Oltre che sulle carte monete, Gengis Khan è persino immortalato sulla collina vicino a Ulaan Bator, Mongolia vuole dire Gengis Khan, lo dicono anche loro. che durante la sua vita aveva avuto così tante mogli che si può dire che ancora buona parte della popolazione mongola discende da lui. Siamo tutti figli di Gengis Khan. Aveva 350 mogli, Come queste! le principesse mongole. Eccole qua, bellissime. Quanti possono dire nel mondo di essere nati con la macchia mongolica? Segno che qualche cosa è rimasto. Allora, al museo, andiamo a vedere il museo. Al museo, dove ci sono costumi delle varie etnie, insegne e simboli e i famosi archi dell'esercito mongolo. I mongoli hanno introdotto poi l'uso così intensivo dell'arco ed è stata l'arma fondamentale, diciamo, per la conquista assieme al cavallo. E col cavallo le staffe, importate in Europa proprio da qui. Chi la porta in Occidente la staffa? Avari. Avari sono praticamente crollo di impero Unni. Quelli che vengono dopo sì, gli Unni. E qui c'è la cartina dell'invasione mongola, verso occidente fino a Vienna. Ma l'esercito mongolo sarebbe arrivato anche da noi in Italia. Sono state viste le avanguardie dell'impero nella pianura veneta. Se non fosse morto il Khan. A quel punto tutti ritornarono in patria per eleggere il successore e così fummo salvi in quel frangente. Ulaan Bator! C'è un rumore di fondo incredibile, viene dallo stadio. Ci sono i mongoli che stanno battendo i piedi. Dove sono? Alla festa che unisce ancora tutti i mongoli nel nome di Gengis Khan, il Nadam. La festa mongola più grande di tutto l'anno. È uno stadio enorme con la figura di Gengis Khan là in fondo che troneggia. È un momento di competizione, lotta e gare tradizionali che furono dell'esercito mongolo. Nadam significa i tre giochi degli uomini, la lotta, la corsa dei cavalli e il tiro con l'arco. I mongoli si battono in queste tre specialità da oltre 3000 anni con l'orgoglio inossidabile di questo paese, prima padrone di 2 continenti, poi vittima di invasioni e umiliazioni. Ancora oggi è l'occasione per fare festa e riscoprire l'unità nazionale. La lotta mongola assomiglia alla lotta greco-romana o a quella dei sumi giapponesi. Questi Obelix lottatori, belli, paciosi, sorridenti, grossi. Ma la sua origine è proprio qui, in Mongolia. Che hanno questi cavalli, sono i cavalli di Gengis Khan, i cavalli che hanno conquistato un intero Ma la Mongolia, che ne dicono i sostenitori di Gengis Khan, non è solo Gengis Khan. Ha una storia che va molto indietro nel tempo. Prima
Sì, ma ci sono stati altri regni e altri imperi molto importanti. Gli Avari, sconfitti da Carlo Magno, i Turchi, capitanati da Bumikam, che avevano formato un vasto impero che anticipava quello di Gengis Khan, e gli Uguri, raffinati educatori delle steppe, importatori della cultura iranica, tanto da influenzare il famoso Gengis Khan. Aurelio è andato alla tradizionale corsa di cavalli e cavalieri che si svolge fuori Ulaanbaatar. Alla corsa del Nadam, la corsa di cavalli più importante di tutti i festeggiamenti nazionali della Mongolia. E ci sono i migliori cavalli, i migliori fantini, 2 colline piene di gente, un'atmosfera fantastica. È straordinario assistere a questa manifestazione che non è per nulla turistica ed è completamente loro, veramente autentica. I cavalieri migliori, comunque, sono sempre più giovani, per non dire i bambini. 제2의 사랑 영광에 세월금 마상도 이내내 내 원동의 고대 내 태스를 꿈드노네 Che gente, che posto! Qui si respira lo spirito antico dei veri guerrieri conquistatori asiatici che in epoche successive arrivarono fino da noi. È una storia di cui noi occidentali sappiamo pochissimo e credo davvero che il mio viaggio qui in Mongolia sia l'occasione per colmare una grave lacuna. Slow Tour, io sono a Brisighella, in Romagna. Guarda lì, 2 strutture molto interessanti. La prima è un segnale ferroviario. Qui ci passa una ferrovia, la Faenza-Firenze. Da Brisighella a Firenze è poco più di un'ora. Questo è interessante, è importante per il territorio. E di fianco c'è un campanile di una chiesa antica, bella, che non è solo una chiesa. Silvia, piacere. Ciao. Dove sono capitato? Che chiesa è? È la pieve di San Giovanni in ottavo. In ottavo, cosa vuol dire in ottavo? In ottavo perché la chiesa è collocata all'8° miglio dalla via Emilia. Risale al 1100, Patrizio. E devi pensare che la chiesa è stata costruita su un sito ancora più antico, romano e successivamente cristiano. Quindi si parla del II secolo d.C. Ma senti, 1100, ma qua sembra molto più antica. Hai ragione, sembra più antica. Ti faccio notare, Patrizio, lo schema basilicale a 3 navate, ma soprattutto le colonne e i capitelli che sono di epoca più antica, sono romani. Si tratta del reimpiego che era molto frequente in passato. Quindi la chiesa ingloba nelle strutture architettoniche materiale di epoca romana. Quindi qui c'era un tempio magari prima. Ma si parla che ci fosse in loco, in epoca romana, una villa rustica e quindi probabilmente la gente del posto, quando nel 1100 costruì la chiesa cristiana, utilizzò del materiale trovato qui o qui vicino. Ma è incredibile come in Italia tu vai dovunque e trovi questi gioielli. Questa è bellissima, tra l'altro vedo che ci sono dei dipinti, delle statue. Gli affreschi che sono stati realizzati in un periodo che va dal 1100 fino al 1450, l'abside era anticamente tutta affrescata. Ora puoi notare ci sono lacerti di affreschi, ma se ci avviciniamo vediamo 2 splendide Madonnine che sono conservate praticamente integralmente. Quella che si trova nel sottarco a sud è della Madonna della Melagrana
sia quella che si trova invece nel pilastrino a nord. L'abside era, come vedi, adesso ha dei lacerti, era anticamente tutto Cos'ha, affrescato. scusa? Lacerti, ciò che resta. Ciò che resta di tutto quello che era il ciclo degli affreschi. Oggi ammiriamo una parte di questo ciclo. C'è anche un bellissimo crocifisso del 1200. Silvia, scusami, ma allora, un crocifisso, siamo nel 200, scuola centro-italica, così l'ha definito, non sarà mica di Giotto. No, non sappiamo chi ha realizzato questo splendido crocifisso in legno di noce. Ma qui ci sono cose ancora più antiche. È stato portato alla luce un piccolo frantoio di epoca romana. Ma dai. Piccolo frantoio per olive. Quindi, allora, qui a Brisighella l'olivo non è esattamente una novità. No. Cioè, proprio è una zona vocata e quindi la coltiviamo fin da allora. Esattamente. Vedi che si lega tutto. E dov'è il frantoio? Nella cripta. E dov'è la cripta? E ci porto. Va bene, andiamo. Scendiamo. Anche sotto la cripta è tutta restaurata. Cos'è questa specie di cabina telefonica? Si parla di una celletta termale di epoca romana. Ma dai, giusto, perché qui ci sono le acque termali. Sì, sgorgano a Brisighella acque sulfuree e salso bromoiodiche. E tu sai quanto i romani gradissero fare le correttorie. Erano bravi. E il frantoio dov'è? Il frantoio è di qua, vieni, seguimi. È questo, Patrizio, esattamente. Piccolino, è una cosa artigianale. Quasi, sì. È un rudimentale frantoio familiare per olive che risale al secondo secolo d.C., quindi attesta la coltivazione delle olive nella nostra vallata. Scusa, il clima era più o meno simile anche allora, nonostante i cambiamenti climatici. Quindi qui venivano probabilmente spontaneamente le olive. Esatto. Quindi l'olivo a Brisighella è una tradizione che ha almeno 2000 anni. Bene, dalla tua pieve cristiana passiamo qui in Mongolia, a Ulaanbaatar, al tempio buddista. Siamo davanti all'unico tempio buddista sopravvissuto qui a Ulaanbaatar. È sopravvissuto per una serie di vicende un po' particolari che per fortuna hanno fatto sì che i sovietici nel 1937, l'epoca nella quale distruggevano tutti i templi buddisti, così si fossero fermati di fronte al fatto che insomma doveva essere un po' rappresentativo. Il buddismo qui fu introdotto dal figlio di Gengis Khan per via di un monaco tibetano che lo convinse e lo fece convertire. A me interessa molto questo posto perché in realtà, ecco, questa divinità sotto le mentite spoglie è Tara, una strana dea che realizza i sogni e i tuoi desideri così, in un attimo. Comunque dovrebbero trovarsi qui dentro un po' tutte queste immagini. Questa statua è stata sostituita perché era stata portata via dai sovietici a San Pietroburgo negli anni 30. Probabilmente si racconta sia stata fusa per farne proiettili. Questa statua è stata sostituita, benedetta dal Dalai Lama, e ha tutte le caratteristiche appunto delle statue buddiste, quindi al suo interno conserva tonnellate di erbe medicinali, di sutra. Qua dentro ci sono delle preghiere che muovendosi vanno in cielo. Ecco, questa statua fra l'altro è stata ricostruita appunto su una yurta praticamente. L'idea è di una struttura fatta ancora appunto a Ghert che sorregge tutta la statua, che è veramente enorme. I bambini da 3 generazioni non esercitano più il buddismo, molti l'hanno dimenticato, anche perché dobbiamo anche ricordare che la religione vera qui è lo sciamanesimo. Il buddismo è veramente di importazione qua in qualche modo, è una religione
sentita, forte, che ha degli elementi appunto animisti, che sono tutti collegati alla natura, eccetera, e ha dei riti molto forti. E qui in Mongolia si sente molto questo aspetto sciamanico. Questo posto perché ci sono un sacco di cose che sono appunto religiose e simboliche. Mi compro un completo da sciamano? Questo è lo specchio dello sciamano, l'oggetto che serve agli sciamani appunto che lo tengono qui sopra, ma è il simbolo naturalmente magico. Lo voglio! Quella signora, siamo entrati in questo negozio per caso, è uno sciamana. Stasera lei fa la cerimonia con il suo insegnante e lei diventa una sciamana vera. Ma dai! Sì, quindi se volete potete partecipare? Sì, siamo interessate. Hello! Quando ha sentito questo bisogno di fare questo? Suren, la futura sciamana, ci racconta di aver sentito il richiamo dopo una terribile malattia e che già 300 anni fa un suo antenato era sciamano. Ma dai! E dopo 300 anni lei di nuovo ha sentito questo richiamo. Marco traduce Suren e ci dice che quando diventerà sciamana potrà guarire le persone. Quindi il suo maestro le dà i riti che servono per aprire di fatto la sua mente in modo che dal cielo gli arrivi l'informazione per guarire. È lo spirito che gli darà le risposte. Insomma, anche qui 90% buddisti, 10% che so chi, e niente, 100% animisti, 100% sciamani. Allora decidiamo di andare a conoscere lo sciamano, il maestro di Suren. Non lo troviamo però in montagna, dove dovrebbe essere, nella natura, accanto al fuoco, ma in un condominio di stampo sovietico. Mi sembra ancora più vero trovarlo così nascosto in un luogo non adeguato. Ci dà bene l'idea della cosiddetta modernità portata dall'occupazione sovietica, che aveva vietato l'esercizio dello sciamanesimo. Chiedo allo sciamano come questa spiritualità, che nasce in un mondo nomade e completamente naturale, può sopravvivere nel mondo d'oggi. Parlando con difficoltà tra lingua mongola e traduzioni, capisco però quanto è importante l'aspetto naturale del paesaggio per la spiritualità sciamanica, legata agli elementi acqua, aria, terra, fuoco. Dare cibo, offerte agli elementi, come fa ogni giorno la donna mongola con la sua benedizione della terra e del cielo, vuole dire stare dentro a un sistema ecologico che va rispettato. Rappresentare questo sciamanesimo al mondo e questa cosa è molto buona e molto bene alla nostra Mongolia e poi anche lì dire molto grazie. Ringrazio molto lui perché appunto ci ha dato questa possibilità e poi perché credo davvero che sia una cosa importante, perché adesso parlare di sciamanesimo è come parlare anche di un ritorno alla natura, di un desiderio dell'uomo di riequilibrarsi rispetto alla natura, no? Allo spirito della natura, agli elementi, ai 4 elementi, no? Fondamentalmente. Un po' come essere ecologisti, ci portiamo a casa una bella esperienza in Mongolia.
A proposito di attaccamento alla natura e alla terra, io in Romagna, a Brisighella, ho ritrovato la tradizione dell'olivo, che qui sulle colline della Valle del Lamone si coltiva da 2000 anni. Brisighella, si parte per la raccolta delle olive. Siamo pronti. Massimiliano, fammi capire, ci sono 3 modi allora di raccogliere le olive. Sì. Quindi si può arrivare a un risultato o col vibratore o a mano, senza offesa, o con una spazzolina Elettrica. Ma Esatto. qual è il metodo più efficace che preserva l'oliva? Perché mi dicono che l'oliva non deve essere maltrattata. Sono tutti e 3 efficaci perché il vibratore fa scossare il ramo ma non tocca l'oliva, quindi le olive cadono nella rete integre. La spazzola è vero che tocca l'oliva, però siccome i denti della spazzola sono morbidi, cioè plastica flessibile, la preserva comunque. Il metodo manuale tradizionale a mano è quello che abbiamo sempre usato nei decenni scorsi, però con queste macchine qui abbiamo trovato un ottimo equilibrio. Che olivi sono questi qua? Perché ho imparato qualcosa. Nostrani o ghiaccioli, come si chiamano? Questa è Nostrana di Brisighella, la varietà che poi ha dato origine alla DOP. Poi come impollinatore ci sono anche degli olivi toscani di varietà toscana, ma solo come impollinatore. Davanti a noi c'è la valle di Brisighella, la valle del Lamone. Del fiume Lamone. Fiume Lamone. Siamo in una zona limite proprio, perché pensa che a nord dell'Appennino è l'unico caso di un'area vasta di coltivazione dell'olivo senza l'influenza di mari o di laghi. Cioè qui ci sono 3 gradi in più di temperatura media, perché? Queste valli qui, sia quella del Lamone che le 2 valli vicine, sono leggermente a forma di anfiteatro. Quindi in sostanza fanno una leggera chiusura verso i venti di Bora, quindi i venti freddi che vengono dalla pianura padana. Ho capito. Poi abbiamo altri 2 fenomeni. Uno è che l'Appennino è più basso qui, per cui le correnti calde che arrivano da sud tengono le nebbie giù basse, quindi abbiamo più ore di sole durante l'anno. Terzo elemento, ed è il fondamentale, è in emersione la vena dei gessi. La vena dei gessi? La vena dei gessi. Cos'è? È una catena montuosa di gesso che è parallela alla Via Emilia e al crinale appenninico. Riesce a immagazzinare calore nel periodo estivo e a cederlo lentamente nel periodo come invernale. se fosse un mare vicino qua. Esatto, quindi è una condizione particolare dovuta non all'acqua ma al terreno, quindi a questo ambiente particolare. Quindi una zona non troppo fredda e neanche troppo calda, perché anche il freddo serve. Il freddo, è possibile che il freddo rende l'olio buono, perché? Come succede anche per il vino, non evaporano le parti aromatiche, quindi diciamo all'interno dell'olio rimangono quelle molecole che danno quei profumi particolari che sono sensibili al caldo, per cui qui in zona fredda rimane questo ambiente, questa situazione. Considera che nonostante questi fattori qui riesce a vivere bene soltanto le 2 varietà locali, che sono la nostrana e la ghiacciola. Quindi allora qui vino, vite scusa, e Sangiovese. Sangiovese. E un olio molto particolare. Sì. Un olio che voi avete cominciato, diciamo così, a coltivare in tutti i sensi, a valorizzare 50 anni fa. Esatto, sì, 50 anni fa. Capito? Allora il coltivatore diretto deve coltivare anche il valore del prodotto che fa, no? Cioè deve certificarlo, deve valorizzarlo. E qui il rapporto fra territorio e prodotto l'hanno capito bene. Senti, ma la filiera allora che cos'è? Territorio, coltivazione, paesaggio, prodotto, certo. Qualità del prodotto, storia, turismo e consumo. Può apparire detta così complicata, ma assolutamente necessaria per ottenere certi risultati. È chiaro che devi avere della materia prima che è seta.
Quindi Seta? Si può paragonare l'olio alla seta? sì, come qualità, se facciamo cotone e seta, Certo. qui abbiamo della seta. E come si fila la seta? Pardon, come si fa l'olio? Io dentro a un frantoio non c'ero mai stato. È una sequenza di macchine infernali che fanno un gran rumore, dove le olive vengono prima ben lavate, poi ben sciacquate, quindi schiacciate e tritate fino a farne una pasta. Quest'altra macchina, che poi è una specie di centrifuga, separa la parte solida da quella liquida della poltiglia. E questa è la macchina che separa l'acqua dall'olio. Questa sarebbe la famosa spremitura a freddo, che è meglio di quella a caldo, che da parte sua rischia di fare evaporare gli aromi. Alla fine la parte solida, che sembra un po' la cacca dell'olivo, viene portata direttamente fuori. La Sansa, qua le foglie tornano Nel grande ciclo della vita. Tornano nel grande ciclo della vita. Come si fa ad assaggiare un olio e capire se è buono o no? Dai, Cos'è questo? dai, Metto scopriamo. Dammi l'onore di versarlo. Oh, com'è denso. Ecco. Dai. Grazie, basta. E adesso? Il vetrino. E questo, scusa, cos'è invece? Questo è un olio di una varietà che è la ghiacciola ed è una varietà particolare con un contenuto di polifenoli altissimo, oltre 700. I polifenoli. Polifenoli importantissimi. Cosa vuol dire? Sono fenomeni, polifenomeni? Sono dei fenomeni per la salute, per la nostra salute. Allora, guarda un po', fai così. Lo scaldi nella mano l'olio, ok. in modo che alziamo la temperatura dell'olio, la portiamo molto vicino alla temperatura della nostra bocca, quindi non abbiamo un impatto traumatico quando mettiamo l'olio in bocca. Quindi la spremitura si fa a freddo, ma l'assaggiatura si fa a tiepido. Perfetto, perché noi qui vogliamo che gli aromi si certo, stacchino. è chiaro. Là volevamo conservarli, qui li vogliamo sentire, no? È chiaro. Togliamo il vetrino e sentiamo il profumo. È forte forte. Poi passiamo all'assaggio. Facciamolo, diciamo, professionale. No, che lo rovescio, voilà. Così? Sì, muove un po'. Cioè io ne bevo poco. Poco. E dopo cosa faccio? Lo strimpaggio. Così. Fai andare le particelle nel retrobocca che si sono staccate e nel retrolingua sentiamo l'amaro. Nel retrobocca sentiamo il piccante, quel pungente che prima dicevi. Più alta è l'intensità del pungente e del piccante, più assomiglia a una medicina, più l'olio fa bene, più l'olio è eccellente. Vado? Vai! Piano piano arriva. Arriva. Amaro e amaro. È amaro, amaro. E piccante e piccante. Senti, e per tornare normali serve il Per tornare... Cioè, serve il pane. Hai ragione. Non serve altro condimento. È saporito. Mi torna in mente le olive, il frantoio, Brisighella e il suo panorama, non serve nient'altro. C'è dentro tutto. Lo dico sempre, assaggiando si impara. Slow Tour, un viaggiare nutriente.